Vorrei salutarvi a uno, un po' di emozione, perché molti sono volti cari della mia storia, qualcuno addirittura della mia infanzia. E ritrovarsi così di colpo, come sono Antonio Ferrante, il mio cavaliere di Spatratta, una cavaliere del 1976, splendido il ricordava una tournée, diceva al ritorno dall'ultima tournée mi ha lasciato proprio qua a Piazza Bellini, quindi ci rivediamo come una sorta di circolarità. Giacomo Casale, acquisto recente e grandissimo musicista, cantante e attore, io amo molto, che ha un piccolo ulteriore pregio, che è, tra le tante, è bravo di suo, è il nipote di Anna Maria Ackerman, e lui e la nonna sono stati insieme a Giovanna protagonisti delle farfalle del ghiaccio. Allora un applauso l'hanno fatto tutti e due. Io solo non so meritato, ma non... Il maestro Lupoli, che è un tenore di altissimo livello, di ritorno da Sanremo, dove ha portato una quota di Napoli in collegamento diretto. C'è mio figlio Alberto, che devo dire ringrazio enormemente, perché vedete questo gioiello l'ha disegnato lui, ed è una vera piccola opera, e mi commuovo perché c'è una quota d'amore, perché trasferire in immagine quello che c'è scritto nel libro, e gli sono davvero molto grato. E un applauso anche a lei. Certo. E tanti amici, il cineasta, Nino, autore, insomma una comunità, parte della comunità, altre ne incontrerò nel cammino di questo libro, qualche volta che mi conoscono, un abbraccio comunque. Cominciamo. Io darei la parola, tanto che è breve, però vorrei che 2 parole le dicesse l'editore. Poi entriamo molto brevemente nella struttura del libro e poi passiamo alla parte performativa con un piccolo intervento dell'amico Ottavio Costa, che è un attore che voglio dire anche di capacità riflessiva, intellettuale e anche un saggista, quindi qualcosa gliela imporrò di dirlo. Poi c'è Giovanna, che è la voce d'anima del mio teatro da sempre, è inevitabile perché c'è anche la sua anima in queste righe, naturalmente. E cosa voglio dire è importante. Buonasera, sono Enzo Di Maio di Dante e Descartes, un libraio più che editore, un libraio che stampa anche libri. Questo libro forse nasce 44 anni fa, quando mi sono presentato all'università per dare il mio primo esame. Venivo dal lavoro, quindi dalle scuole serali, quindi questo esame per me era una cosa preoccupantissima. Poi invece ho incontrato Ettore e siamo diventati amici, ho seguito i suoi seminari e quindi è stato facile. Ma non immaginavo che poi a distanza di 44 anni dovevo fare questo ulteriore esame di leggere il libro del professore Ettore Passarese. Quando Ettore mi ha chiamato dicendo vorrei proporti questo libro, mi sono un po' emozionato, mi ha fatto molto piacere, poi me l'ha mandato e ho fatto quello che fa un editor, un libraio editor, l'ho letto, corretto, e avevo il terrore, ho detto ma che viene Ettore, come faccio a dirgli queste cose che io penso del suo libro? Naturalmente cose positive, però c'era un po' di problema di esame. E invece quando è venuto Ettore con la sua straordinaria capacità di rendere tutte le cose possibili, ha accettato queste 4 cosarelle che gli ho detto, ma erano quasi di gusto, e naturalmente gli ho detto la mia impressione del testo, che era un'impressione eminentemente letteraria, perché questo libro mi ha portato a certe letture di questi anni, che sono un famoso mi chiamiamo Céline per i suoi libri, ma ci sono dei balletti di Céline, non tutti tradotti in italiano, che sono meravigliosi. E questo somiglia a questo straordinario balletto che si chiama Scandalo degli Abissi, lo ricorda come succede nella contemporaneità. E poi l'altro è il mio amico poeta, Byron, Onde Terra. Quindi quando è venuto Ettore avevo questa difficoltà di dire guarda, io l'ho letto, mi è piaciuto molto, una bellissima scrittura di grande creatività,
però mi ricorda queste cose, e lui ha detto, ah, ma è bellissimo che tu dici queste, e quindi subito mettendomi a mio agio. Quindi l'abbiamo... Accidenti, paragone con Selina, buttalo via. Ma mi ha fatto sbarellare dall'emozione. Sì. E quindi l'ho letto con molto Questo piacere. signore, tra le altre cose, ha editato la Gluck prima che vincesse il Nobel, Scusami. Vabbè, quello è stato un colpo di ala, di fortuna. Di genio. No, ho fatto tante cose, ho fatto sono un libraio editore, ho fatto circa 300 libri, e oggi avere questo libro di Ettore Massaresi per me è un grande onore, perché in qualche modo è un po' come è stato, per me è stato un piccolo esame. Era un esame un po' strano, perché io ero amico del suo professore, il mio amico Giancarlo Mazzacurati, perché io già vendevo libri a rate, però sta scuola serale, fare un esame era una cosa complicatissima, anche perché mi vergognavo verso il professore, e lui invece è stato veramente, come sa rendere possibile le cose, mi ha messo a mio agio, è stato il mio primo 30 e lode, poi di tanti 30 e 31, insomma. Poi ho finito che non mi sono più laureato, perché questo progetto di laurearmi era legato alla trasformazione della società. Vengo da un'esperienza molto politica, e a un certo punto mi sembrava che quell'università là non rispondesse più a questa trasformazione della società, e penso che adesso è peggio. Detto questo, quindi ho cominciato, vendevo già i libri, ho fatto dei libri, la mia professione, che faccio con molta passione, e quindi stasera essere qua, io vi ringrazio di ascoltare queste charle che dico, però insomma è un libro importante, credo che nella carriera di Ettore qualcosa di creativo non esisteva come libro, e quindi questo... Come libro no, ho scritto tanti lavori, ho quindi è oggettiva questo lavoro ora sto decidendo a di questo professore un po' matto, un po' possibilista, che è Ettore Massaresi. Io vi ringrazio e non scendo nei particolari, ma penso che il libro dice tutto, quindi e grazie, buonasera e grazie a voi tutti. Io ho appena finito di scrivere questo volume che si situa tra l'operina Le farfalle di ghiaccio, che è inserita nel volume, allestita appunto, come vi dicevo, nel 2017, nell'estate del 2017, anche quella quasi tutta in versi, in alternanza versi-prosa, e ho cominciato nel magma che era presente anche nella prima stesura, di versi che si andavano ridondando. Sentirete dei dialoghi in cui si svela un po' la cosa, che Ottavio e Giovanna leggeranno, in cui si svela anche questo input quasi come dire, di suggestione angelica, suoni che devono diventare parole, che si impongono come parole, quasi sempre all'imbronire, e quindi mi apparivano questi fantasmi, credetemi, letteralmente. Sì, c'era la questione dei grandi naufragi, delle grandi morti, ma scrivere, come dire, sulla pelle di questi mi risulta difficile, e quindi una trasfigurazione, ecco, l'idea di far nascere questi versi in gioia, come se questi naufraghi ricevessero dal mare un processo di mutazione che li porta ad essere poi anime anfibie, anime di plancton. E siccome il nostro golfo ha storie di accoglienza, di etnie sovrapposte, ho immaginato che il Partenope, che simbolicamente è Demetra, è il ventre madre, è la madre puttana, scusate l'espressione che viene chiamata, nel senso della bella accoglienza, di colei e figli in accoglienza, nel suo palazzo accoglie i naufraghi e li muta in anime argentee che nelle notti lunari escono a cantare. Questa è la pazzia visionaria che accompagna anime anfibie, che, come diceva giustamente, sì, io lo sento come un poemetto. L'ho chiamato oratorio, quindi probabilmente andrà anche in scena in forma di oratorio, in forma di reading oratorio, non lo so, in qualche modo, poi si vedrà. Però, ecco, qui hai centrato, sapevo che doveva consistere e sussistere in un libro. Non morire nella bellezza momentanea di una mise en place, ma persistere di carne e sangue, illusione, nelle pagine, nel cartaceo. Qui dico
Qualcuno mi ha chiesto, ma non lo fai l'ebook? Ho quasi risposto con una parolaccia. No, mi sono permesso, sai, a volte capita in chat, ma un ebook è stato... Lasciamo perdere, potete immaginare la risposta dura. Nel senso che sì, il digitale persiste, ma il libro, io ho scritto in un altro libro che lui si beccherà, una pagina sulla sua libreria che ti ho regalato, dove appunto il significato di questo tedolo cartaceo di sovrapposizioni che in qualche modo è persistenza d'anno, che senti quasi sospirare se ti fermi un po' di più. È questo, come è scritto nella quarta, è fatto di percezione ai bordi. Io non mi dilungherei perché altrimenti vi tolgo il gusto anche di una lettura e passerei la parola a Ottavio che mi fa piacere voglia dire delle cose e poi cominciate. A proposito, non vi ho presentato, per pazienza, Facciamolo. Gaetano Corvino, facciamo un bel applauso, che è una scoperta recente, lui e i suoi gruppi di amici, allievi di Rosario Di Carlo, Scotti Di Carlo, che avete il piacere, Giovanna me l'ha presentato, che si erano conosciuti in un altro passaggio, e mi ha regalato la gioia di avere vicino a questi ragazzi splendidi, dei quali tra l'altro mi spiace che qualcuno non è venuto, è solo lui, e stiamo preparando un piccolo allestimento, un altro evento che a breve andrà in scena, spero, in primavera, e ci stiamo lavorando e vi ho sentito parlare e ho detto sei perfetto, hai questa sensibilità, abbiamo fatto delle prove su quest'altra cosa dove pure ci sono questi versi e lui in natura, no? Con le povere sui brani sembrava quasi che lo stesse scrivendo in suoni, non so per quale magia, ma sono i suoni che io pensavo mentre scrivevo, ho fatto una cosa incredibile. Gaetano, sei un artista, ma di cuore, nel senso proprio grande. E grazie anche a te di essere qui. Ricordatevi e segnatevi sto nome perché diventerà famoso, non lo so, non me ne importa, ma sicuramente è e si esporrà come grande musicista. Ottavio. Prima di tutto non vi meravigliate se mi alzo, perché nasco attore, poi in vecchiaia da pensionato divento anche scrittore, ma nasco attore. Mo l'attore si muove, l'attore in lingua o in napoletano che sia, l'attore deve usare il suo corpo, la sua stessa voce e il corpo. Non voglio togliere niente, anzi, però 2 o 3 cose le vorrei ricordare. La prima è quando ho conosciuto Ettore, per chi c'era e per chi non c'era, 1976, quel signore là ci stava, il Ferrari. Antigone o dell'Utopia di Jean Anouilh. Gianna faceva Antigone e io facevo Creonte, che ne 20 lui anni. Quindi non ho avuto la fortuna di... Avevi già il carisma di un vecchio però. E non sono mai stato giovane, nel senso bello, Sono croci che si portano. Va bene, quindi ci conosciamo da qualche anno, praticamente 50 anni. E io volevo soltanto, come dire, invece stimolare una riflessione. Noi siamo abituati, tutta la vita, pure a scuola, no? A porci questa domanda: che cos'è la poesia? Posso parlare anche napoletano perché poi alla vecchiaia sono scocciate per la solindizione, ma ci fa tutta la vita, no? Tutto l'italiano perfetto ci sarà. Che cos'è la poesia? Duvalle, cioè no, Duvalle è la domanda, non la poesia. Invece il problema è, a mio avviso modestissimo, che vi sottopongo e che vi chiederete anche voi quando leggerete il libro, è: dove è la poesia? No, che cos'è la poesia? Dov'è la poesia? Dove sta nella nostra vita, nel nostro vivere diurno, notturno? La poesia la troviamo nel luogo e nel tempo dove si realizza l'impossibile. Non c'è un altro posto dove viva la poesia. Guardate, non è che sto parlando, mi permetto di dire, solo della poesia di Ettore Massarese, sto parlando della poesia in generale, sto parlando della musica
anche la musica è la materializzazione dell'impossibile, cioè qualcosa che tu credi che non possa accadere, accade perché c'è un catalizzatore, un musicista, un poeta che svela quel luogo in cui poi ci si trova ad andare ascoltando, leggendo. Quindi è solo con la poesia che io tocco la luna, se no non è possibile, anzi proprio perché non è possibile, è possibile attraverso, diventa una cosa reale attraverso la poesia, così come la vita del sogno. Io ci ho scritto già qualche libro su questa cosa, ma mi tolgo da mezzo perché il protagonista stasera è però il sogno è una cosa seria che con la poesia diventa vita. Con la poesia riscopriamo la molteplicità, cioè noi tutti siamo convinti di essere uno. Non mi voglio dilungare, ma insomma è la vita che ci fa uno, ma quando nasciamo siamo ben lontani dall'essere uno, siamo chi lo sa, il bimbo che nasce che ne sarà? Un medico, un postino, un poeta? Quella molteplicità è quello che riscopriamo attraverso la poesia e che ci fa tornare bambini, quindi il luogo della poesia è il ritorno all'infanzia, un'infanzia senza più la purezza, perché quella da mo' che l'abbiamo persa, però con l'innocenza. La poesia ci rende di nuovo innocenti, quindi incontrare, andare incontro alla poesia serve per tornare in uno stato primordiale di innocenza, prima dei peccati, prima del male che abbiamo fatto nella vita. La poesia è il luogo di remissione dei nostri peccati, quindi in una sorta di religione laica. La poesia ha una funzione fondamentale, che è quello di sbiancarci, farci ritornare non puri ma puliti, ma anche finalmente a farci approdare alla consapevolezza del sé e dell'altro. È solo quando incontriamo la poesia che poi alla fine, e perché, qui voglio chiudere con dei giochi di parole nemmeno tanto complicati. La parola verso, verso, è anche la prima persona singolare del verbo versare, non è solo l'indicazione della linea della poesia. E quindi c'è un legame che lega al vino, al veleno, alla vita. E soprattutto la parola verso, in italiano, qua torno un attimo alla dizione corretta dell'italiano, indica una direzione. In che verso andiamo? E io vi lascio con questa riflessione, no, vi lascio nel senso che poi dopo facciamo il nostro mestiere, io e Gianni, di leggervi la poesia di Verdi. La poesia ci conduce in 7 versi, che non sono solo avanti, indietro, destra, sinistra, su, giù, e poi c'è il settimo, che è il più importante di tutti, il verso a entrare dentro noi stessi, quello dimenticato, quello che non ce lo ricordiamo mai, che deve venire un momento in cui va fatto. E quindi il verso della poesia ci porta nel verso del dentro di sé, dove incontriamo il mondo. Sorpresa,
E questa sono riflessioni naturalmente fatte sulla poesia di Ettore, sono anche di carattere generale, ma mi permetto di dire sono dedicate a questo. Del resto il sottotitolo in versi e per versi, dove per dico sta per attraversamento. Io sono una vecchia metafora, che non è mia e appartiene a tanti autori, il viandante. A volte con qualche riserva. Per Vandere. Per Vandere. Va bene. Comincio io? Sì. Sì, mi do anche questo ruolo attorico perché fa parte della mia pelle. E poi si tratta del proemio e siccome è la visione da cui nasce Luzzi, forse voglio che sia veicolato da noi. Immagino corpi in onda marina, sonando, danzanti, in bordo, a flusso, riflessi argentei dal suolo lunare, e sono mare, 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 riflessi argentei di mille e mille luci rare. Immagino il miracolo del mutar del sembiante nell'impeto scrutabile forza di vita amante. E lì, giù, negli abissi, pullulare destini fecondi, fabbriche, nell'oscuro costruiscono altri mondi. Non è sogno, è archetipo di gloria, del ritorno al nudo seme, è memoria. Il gioco dell'eco proprio. Le creature cominciano ad apparire. Creatura del mare, creatura del mare, il mio deserto lunare, l'acqua, i polmoni resuscitano emozioni, e volare, traslucida sembianza, cantare, d'Iddio ricordare nel mare, bambina di vento, lungo viaggi in avvento, fu poi l'abbandono, poi fu dono, gommone di vento, che morire fu svelto, fu breve agonia, il mare portò via, dispersa, consumato, nel corpo mutato, sì, oblio d'abbandono, fu dono e fu il suono, nei campi di grano, non più troppo lontano, gamba, braccia, gambe, braccia,
rotanti, ora avi, 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 il peso dell'acqua a portare, ma l'acqua ora salvare, però migrare, sprofondare, mutare, luce feconda, cantare, la polvere mutilati svanire, plancton del risanire, rinsanire, delle mie sponde la luce lunare riflette memoria, ma è scoria nel vago pallore risplende, riflesso dall'altra storia, e canto di grazia per grazia incredibile, e la spuma d'onda marina con figlia di gloria. Una delle voci, vero Ottavio? Una Certo. Una delle voci Perdona. emerge e dice: Sentite mo, o come canta, come fosse una notte d'incanto, voci e suona sciulea un po' pallone, storie larghe d'amore, dovunque sagliano e sono ancora. L'angelo romano, vista la vista, sotto la luce della lampara. C'è stata le spume d'argento che si fanno chiamare la sera, che trascina arriva risperduto lo mare, tutto fuso di lacrime e speranza, canto mare, pure in tasta stanza. Stonda sonora, la mesce la bocca, che una brillantezza da sacca, come fosse lo sciulie silenzio coppa arena, fa assomiglia un respiro delle branchie, quelle che cacciano delle nostre viste innamorate. Noi, tutte, domani, questa vita, si menata. Accade che queste anime vengono risucchiate, c'è una caverna chiamata una caverna di conversione, c'è sta una caverna, questo c'è bisogno perché è un legamento solo, c'è sta una caverna dove mare trase e dieci, dice che è una caverna affatata, sente pure l'attore della moglie di Cristo. Se tu la esplori e ti fai coraggio, ci trovi pure le liste dei secchi.
quando Tito Pagliasco facevano amore. Ma se a due buone, se pure a se lo so, e ti viene a mettere a pagare la notte di Vienna, quella che può essere una porta d'inferno, un mare coppa e sotto la fiamma. Io una volta c'era la setta, mi ha lasciato una nostalgia, un dolore fitte, insieme. Le anime scendono in questa caverna, buttano verso il passo di partenza, e una di queste anime descrive la sua mutazione. Brita non è squama da pesce, né branchia per respirare, è pelle nova che Mariano mare, fatte come la forma lucente, l'involucro di bolla trasparente, si può dire che non lo credite. Si è fatta attorno novena, una membrana d'acqua ardente, e a te sia grazia, madre de mare e de terra, ventre de voce camere e accogliente Partenope. De noi, sperduto rintaburraschi oriente, tu sole pigliate cura. E ci fai a magia e spugliette d'ambiento. Ovì, stiamo venendo a presa a te, che ci impara sta strada e mutazione, e ci scita mai anfibi di musica e di sale. Sì, a presa a te, della nuova vita, salì il mescale. Allora, no, perché se ti va il sogno di un drago ci sta. Ti va? È un frammento dalle farfalle di ghiaccio in cui il protagonista Gennaro, che è un apologo, alla fine è una sorta di nuovo Cristo, assumerà su di sé le colpe del mondo che hanno ghiacciato il mondo, questo è l'apologo, e nel corso lui rivela ai compagni chiusi in questa chiesa abbandonata con una strana sacerdotessa che li sta accogliendo sulla via della salvazione, racconta un sogno. Giacomo, che come dice il tuo personaggio, rivela che noi abbiamo chiuso dentro di noi il ghiaccio e abbiamo perso la fiamma per ritrovare il calore. Rispondevi tu, adesso lui racconta il sogno. Vai. E vabbè, o punto suona. Sicuro si trova un senso. Ma tu non hai visto che avete un'abbandonata, quindi pure, ma posso stare qui a casa. Muore l'acqua e del cielo, tanto cielo. Guardiamoci consulare, doiate, la macchina di pesci. Che razza d'animale è diventata? Scusate che la macchina è da pure qua. Questa macchina è bianca del cristallo. Di notte e sul camminetto e luce tanta casanella la vetta là uccella, ma non era uccella, vedete l'ombra mia faccia a te, un glave, la bestia da paura. Ma non sentite angoscia. Anzi, tirai cociato e cominciai a cacciare fuoco la bocca. Non sai come perché abbiai a da fuoco un coppio di figlietti. Frievano, ma io non mi placavo. La capa
capi di draga. Mi diceva che aveva trovato che la creatura sfiziosella aveva perduto. Quando non teneva di drago le scelle, poco meno è venuto, o fuoco la bocca bella e buona si sudava. E io mi sentivo fritto in cuore. E io volavo. Ma ero fuori morto. E diceva che aveva il ghiaccio me ne tornava. Che significa? Non ci nemmeno nulla. Ma amore via. Mo mi pare a sorcia tempesta lo suono. Ma io non sono più bravo. Venite a sfuggire le miglia. Sto solo un povero. Mi diceva Ottavio che vi devo leggere un frammento, diciamo, di struttura estetica del mio teatro. Ho sempre sentito il mio teatro come un'esperienza d'assenza, una soglia d'accesso a corpi prossimi a una consistenza provvisoria. Sarà il senso del sacro, quel rituale che condensa anime evocate fin dalla notte dei tempi. Sarà per questo che i dialoghi sono solo superficie di altre densità nascoste, singulti spezzati sull'abisso di un prossimo svanire. Chiedo sempre agli attori di negarsi, di produrre toni tra il sussurro e l'urlo spezzato. Già nel reale c'è troppo parlare spento. In teatro il suono si articola come che di deviato, deformato, quasi un eco d'altrove. Per questo forse spesso cerco di invadere la scena di luoghi desueti, territori di macerie d'abbandono, più che sfarzosi teatri e comode poltrone. Sarà l'ossessione del viaggio, stanze di un poema sempre in cantiere, dove ciò che si sente e si vede si sa che può in un istante svanire. Ombre, sì, ombre, lemuri. Chi ha visto le cose che ho proposto, un'idea può farsela, è come se invitassi la stante a cercare tra le ombre il suo doppio, quasi un richiamo a farsi assorbire nello spazio-tempo prodotto dalle presenze e dai suoni. Vedi il teatro sommerso, ancora Viaggio nelle viscere, o il notturno magico di un sogno bruscamente interrotto, o da ultimo recente esperienza di Benevento Città Teatro, o ancora il Pozzo di Sangue, che attraversò cortili di conventi e masserie dei luoghi sacri del Novano. Il mio teatro cerca l'indistinzione tra l'attante e l'astante. Voglio che sia per tutti una porta per l'altrove, in continua frizione con il mondo accanto, una metonimia del tempo-spazio, una chiave, una soglia. In questo la musica ha un ruolo non irrilevante. Vedi il Farfalle di ghiaccio e l'operina Anime e Anfibie. La strutturazione in versi del parlare, un ritmo del dire che impedisce l'assuefazione al quotidiano, fornendo all'attore e allo spettatore la via per un altro da sé, un dire plurale, più che all'intimo di un personaggio immerso nella mimesi di una realtà possibile o simile alla nostra. L'ultimo attore, no, l'ultimo monologo, è l'ultimo attore. Siamo chiari. Dire a battito lento. Ascoltate? Disperato. E questo rompere il silenzio. Chiaro, è vuoto ed esalta questa voce e l'eco è oscuro.
pura come questa pioggia quasi fantasma di me stesso, regalo questo corpo al rito di una presenza prossima allo svanire già nell'attimo del dire. Un dire che disacro ormai solo questo senso del morire. Il teatro è vuoto. Agorà, metafisica, da ombre fluttuanti. Faccio verso sì, fluttuanti. Ultimo battito lento, magia, compagna invadente di una sera, oltre il sipario del niente. Niente se non questa voce che permane, insistente, resiliente, intermittente. Esercizio di postura. Ecco, qui si descrive un gesto che proverò a fare, ma la verità è che per caso nessuno giovane, questo è un altro però soprattutto non giovane. Ve lo leggo, arco di bellezza, didascalia, tende il corpo ad arco in flessione per poi lanciarlo in un salto goffo. Oltre la vita che mi opprime, forse ci sarà ancora mondo. No, i mondi. O li chiamano danzando in questo nulla. Musica. Certo musica, Dio che vaghezza di inutile sogno, questo invocare divinità spente di di un sogno che non è che un'ombra di un istante sfuggente di compresenza svanente di un piccolo io in corpo immanente. Actio o actio secondo altre scuole. Attore, attante, attesa, attento. Il vizio osceno esposto di un corpo mutante. Cagionessa Carmelo Bene, perché si cita Shakespeare, la storia raccontata da un idiota. Un piccolo attore che si muove per un'ora sulla scena e che non significa nulla. Macbeth o Macbeth. Cos'è questo vento? Questo rumore che spacca il silenzio. Fiume di gente andata e in cammino, verso dove? No! Non è questa l'uscita, non è questa l'uscita. Qui con me venite, in questa scena infinita. Il teatro è vuoto.
non ve ne andate. Morti, cari, non abbiate paura, questa non è tomba, è sacrario. Spazio di mezzo, transizione. Io, sciamano, ve ne farò ragione. No, non rompete il cerchio di questo mio ultimo rituale. Svanite se così vi piace, ultime presenze. Via, via, via. Ma Cacerò, balordo, al centro della scena, mimando l'ultima assenza. Questi dialoghi che Giovanna e Ottavio adesso alcuni vanno a leggere sono i dialoghi della percezione all'improvviso. Mi sono molto cari, non so più dove il libro, quindi l'editore addirittura voleva dargli un colore diverso per evidenziarlo. È stata una bella avventura con Raimondo, splendida. Del dialogo all'imbrunire. Vuoi che resti un po' accanto a te? Non so chi tu sia, non ti ho chiamato. Tu credi? Eri seduto lì ai bordi del bosco e mi hai pensato. Osservavo giri di nuvole tra il fogliame, la mente sgombra e godevo del brivido lieve del primo freddo. Hai scavalcato il recinto, non amo porre confini, ma questo è il mio rifugio. Vorrei lo rispettassi. Chi sei? Bella domanda. Potrei dirti che sono fatto della sostanza delle tue visioni. Allora tra breve dovresti svanire in un batter di ciglia. Lo farò, ma non prima però di averti detto perché ho risposto al tuo richiamo. Io non ho chiamato nessuno. Eppure ogni tardo pomeriggio allo svanire del sole sei qui a sfidare questo confine. Dovresti sapere che a quei bordi si annidano presenze. Non dirmi che non l'avverti. A volte mi chiami bagliore, altre ultimo raggio, altre ancora, quando ti resti di coraggio, fantasma di luce. Ma io ti vedo ora, corpo e sostanza, giovane e indeciso con occhi di malizia, un intruso nella mia mestizia. Vuoi forse che apri le ali e mi metta a danzarti intorno con un gran fruscio di vento e calore? Allora vuoi farmi credere di essere un angelo? Potrei essere l'ombra sacra dei tuoi pensieri migliori. Siete suonato? Ma lasciami stare. Non dovresti essere qui, allora. I miei pensieri, non senti, sono cupi. Appunto, per questo mi hai chiamato. Del resto non è la prima volta che mi manifesto. Vabbè, non è vero. O forse ho perso la memoria. E quella brezza che muove le foglie che tu canti allora, e quel cinguettio vivace che persiste all'imbrunire, non sono forse le voci del mio venire? E ogni volta che tu ti immergi nella mia presenza, io tendo a consistere. E stasera non ho potuto far senza, mi vedi, no? Sì, ti vedo. E un po' mi inquieti. Hai l'aria di un ragazzo piuttosto malizioso. Quasi quasi mi cominci a chiederti il senso delle cose. Ne rido, mio compagno. Sul tuo crinale civile dovresti sapere che io sono l'ombra della tua curiosità infinita senza risposta. Ora lascia che io vada. Mi confonderò tra le gocce di pioggia di questa sera uggiosa. Se il crepitio si farà più intenso, accoglilo come un saluto, il trillo acuto di un sorriso complice. Non andare via. Dai, resta. Ormai sei qui. Perché taci? Non ti vedo. Vieni. Ti invoco ancora.
No, andato. Sei andato, lo so. In quale anfratto sei nato? Nell'intermittenza del mio sguardo cieco, quando batto le ciglia e fermo il tempo in un guardare sbieco, e ti chiamerò angelo ribelle, senza ali, ombra che si annida tra le mie valli più belle. Addio, arrivederci. Addio, tra i celesti giri di nuvola corrente, ci rivedremo, ragazzo. Ci rivedremo con un saluto così Sempre prendo caldo. l'acquolina, lascio il libro. No, c'è il firmacopie, no, è importante. Firmacopie. Mi raccomando, ricordati i nomi delle persone, perché quello è terribile. Quando facciamo questo servizio e firmiamo le copie, quando viene nei figli miei, ti abbia affamarò, come si chiama questo? È terribile, terribile. Il momento più critico. Non mi avevi mai visto Questo è una dedica a me e ad Olga, la mia soprano e tenore. Complimenti, è stata una bellissima presentazione. E io l'avevo pensata così, lieve, magica, non duvalle, non accademica. Olga mi ricorda. Olga De Maio. De Maio, di te so. De Maio. De Maio. Con la I, no con la I. Mi conservai. Bellissimo. Grazie.